Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera da Radio Libertà vogliamo fare i nostri auguri di buon lavoro a Raffaele Fitto, che è stato appena nominato vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla coesione, alle riforme e possibilità di incidere anche sui fondi del PNRR insieme al commissario per gli affari economici. Quindi sicuramente una nomina non irrilevante per l'Italia. Gli facciamo un augurio però a modo nostro, spettinato, spelacchiato, libertario. In che senso? Perché allora da un certo punto di vista questa nomina ovviamente segna l'ennesima disfatta della narrazione del mainstream, no? Che aveva detto Italia isolata, con la Meloni al governo ormai non parla più nessuno, dei reietti in Europa perché non avendo votato la Commissione von der Leyen, abdicando integralmente ai propri valori, al proprio programma, Giorgia Meloni e il governo si sarebbero tagliati completamente fuori dai giochi. Ennesima profezia dei giornaloni, degli espertoni, degli analistoni che si va a sfracellare contro la realtà, perché Fitto ha avuto un incarico non irrilevante nonostante la Meloni sia rimasta, come dire, fedele e coerente a se stessa. Quindi da un certo punto di vista segniamo l'ennesima disfatta del mainstream. Dall'altro oggi ovviamente è il giorno di tutti i leader, le prime, le seconde, anche le terze file del centrodestra fanno gli auguri a Fitto, sui social si complimentano, fanno le felicitazioni per la nomina. Un coro sicuramente positivo a cui ci aggiungiamo con una postilla però. Cioè il nostro augurio al neo vicepresidente esecutivo della Commissione europea è di incidere, cioè è di la nostra speranza è che lui conti davvero, non che, come dire, si conti dal punto di vista della distribuzione delle nomine, si segni un punto politico per l'Italia, perché questo a stasera è oggettivo, ma poi noi gli auguriamo di contare, di avere margine di manovra, di incarnare una nomina vera nei contenuti, poi nell'equilibrio politico della governance europea. Cioè noi speriamo che Fitto contrasterà, proverà ad arginare, metterà sul tavolo almeno altre ragioni rispetto alle derive che sono il cemento politico della maggioranza Ursula. Ma questo non perché deve fare la voce del governo di centrodestra, perché banalmente un commissario italiano tendiamo che, come tutti i commissari degli altri paesi, debba avere in mente l'interesse italiano. Allora, per esempio, è interesse italiano contrastare l'eccesso ideologico e talebano del Green Deal, no? Che punta alla dismissione economica del continente, addirittura al ripristino delle paludi, è stato previsto veramente, non è un'esagerazione di chi vi parla. È interesse italiano smetterla con l'eccesso di dirigismo, di burocraticismo, con la smania compulsiva di normare da Bruxelles qualunque aspetto della vita delle nostre aziende, famiglie, persone. È interesse italiano fermare, stoppare questo dogma masochista dell'elettrico che consegnerebbe il vecchio continente nelle mani della Cina, cioè del principale totalitarismo oggi esistente sulla faccia della terra. Insomma, noi auguriamo, ma nel nostro interesse a Fitto, che la sua sia una nomina vera. Gli auguriamo di avere margini per incidere politicamente e gli auguriamo anche di avere la forza, la volontà, l'agenda per incidere politicamente, perché così la disfatta del mainstream sarebbe completa. Altrimenti lo signori avrebbero sbagliato previsione, ma sarebbe una magra vittoria non accontentarsi di una casella. Ecco, noi auguriamo a Fitto che la sua casella sia riempita di politica e sta anche a lui riempirla di politica, e da qui dal nostro osservatorio monitoreremo e ci prenderemo la libertà come sempre di dire cosa ne pensiamo. Grazie a